Celiachia, un disturbo sempre più diffuso. A Musile di Piave si è tenuto un convegno che ne ha chiarito le cause, ma soprattutto ha consigliato i rimedi da adottare in caso di esigenza. Siamo andati a sentire. Sindaco, una tematica molto importante, quella della celiachia, di cui si parla al convegno di oggi, in quanto una persona su 100 soffre di questa malattia. Sì, è una percentuale abbastanza bassa per fortuna, però rappresenta sicuramente una problematica importante, soprattutto per i nostri ragazzi, soprattutto i ragazzi che frequentano le nostre scuole, per cui è un tema che credo attraverso Federsanità abbiamo ritenuto utile proporre assieme appunto all'ASL numero 10, ai docenti e anche alle aziende che somministrano poi i pasti ai nostri ragazzi alle scuole, per affrontare appunto un problema che molto spesso è sconosciuto o poco conosciuto, per cui oggi avremo la possibilità di capire come si può intervenire, soprattutto dare una giusta risposta a quei ragazzi che hanno questo tipo di problema e attraverso solo una dieta equilibrata con determinati appunto somministrazioni particolari possono convivere in modo dignitoso rispetto agli altri bambini che invece molte volte appunto soffrono di questo tipo di patologia, quindi mi pare giusto intervenire ma soprattutto discuterne perché sia posta chiarezza soprattutto attraverso i docenti e un equilibrio anche rispetto a tutti i ragazzi interessati. Dottoressa, quali sono i trattamenti o le eventuali diete da seguire per un celiaco? Allora, l'unica terapia attualmente è la dieta senza glutine, che deve essere rispettata in maniera rigorosa e per tutta la vita, diciamo quindi dal momento della diagnosi per sempre, e quindi evitare tutti quei cereali che contengono glutine e quegli alimenti che possono essere stati contaminati o che da glutine o che contengono questi cereali vietati. Siamo con Paolo Stocco, il direttore generale dell'ULSS 10 del Veneto Orientale. Come si scopre di essere celiaci e a chi ci si deve rivolgere? Ma noi abbiamo dei servizi, degli ottimi servizi, ci si scopre perché si hanno delle intolleranze alimentari per le quali bisogna poi provvedere a fare degli accertamenti. Oggi noi nella nostra azienda, nel nostro territorio, contiamo ai noi circa 300 casi che sono in evoluzione proprio perché è possibile diagnosticare meglio rispetto al passato e quindi è possibile anche intervenire precocemente e soprattutto avere quelle necessarie attenzioni per una dieta equilibrata senza glutine tale da permettere di evitare delle complicazioni ulteriori.